Voi tutti seduti? Io ho spento. С левой стороны. Вот видите, здесь тут, да? Вместе выйдем. Сейчас все сядут, а потом выйдем. Sono maschi, voi due siete venuti Simone, però sono due che no, ti fermo solo lì, quindi non so. Voi vi potete andare già a sedere, poi vi dovete sedere cosa a testa. Sì, aspetta. Credo. Sì, questo è bello. Ma Witness? Siamo? Sì. Ok, dice che ci siamo. Poi noi facciamo un po' di gossip con la sposa, vediamo il quadro molto bello, queste sono... E lei, il signor? Con Antonio Davide. Davide, sì. Dovrei essere io.
E lei la signora Pavlova Natali. Siete comparsi dinanzi a me ufficiale dello Stato civile per essere uniti in matrimonio? Sì, assolutamente. Vi prego di ascoltare la lettura degli articoli del Codice Civile che regolano i rapporti dei coniugi traditi. Articolo 143. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia ed alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. Articolo 144. I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. Articolo 147. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315. Quindi lei, signor Colantoni Davide, vuole prendere in moglie la signora Pavlova Natalia? Assolutamente sì, senza ombra di dubbio. Perfetto. E lei, signora Pavlova Natalia, vuole prendere in marito il signor Colantoni Davide? Sì. Sì. I signori testimoni hanno udito la risposta affermativa degli sposi? Sì. In nome della legge vi dichiaro uniti in matrimonio. Questa parte per la firma dell'atto insieme ai due testimoni. Va bene ancora io? Allora, gli sposi hanno dichiarato di scegliere il regime della separazione dei beni a norma dell'articolo 162, secondo comma del Codice Civile. Adesso dovrete mettere una firma per esteso su entrambi gli atti. Prego signora, inizi lei, la sua firma per esteso. La tua firma, quella che metti nei documenti. Un attimo. Quando poi guardami. Sì, però ha messo il nome e il cognome. Questa è la firma russa, ma vuole in italiano una volta, perché lei è Eh russa. sì, la metà anche in italiano. Ok. Quindi Natalia Pavlova. Sì. Esatto. Quella che c'è sul passaporto internazionale. Ma che vuoi riuscire a fare lo schifo? Allora, deve fare la stessa cosa anche di qua, deve Rifare. firmare nello stesso modo di qua. Prima quella russa e poi quella. Sì, esatto. E adesso il signor sposo, lo sposo, la sua firma per esteso. Qua, sotto? Esatto. Allora. Perfetto, grazie. Voilà. E adesso i testimoni. La signora Natalia, la sua firma per esteso.
Davide, anche lei la sua firma con esteso. Prego? Domenica. Aspetti. Allora lei è lei la persona di cui mandare il documento? Certo, domenica. Ok, allora mi sono sbagliata, ok. Sì. Chiara. Pure io ce l'ho. Abbiamo avuto un bellissimo. Aspetta, faccio una cosa pure per... Sì, anche perché. Aspetta un attimo. Saliamo? Davide, lei è particolarmente contento, capito? No. Mi rendo conto, capisco. Allora, io metto a me. Ma lui è English, è British. È abituato con la Queen. Lo perdoni. Allora, io ti prendo come mia legittima sposa. Oso. Io ti prendo come legittima sposa. Scusi, immagino. No, ma ci mancherebbe, ma assolutamente non doveva, no? Già pronto. Cimus romano su. Cioè possiamo. No, vedere le foto. Perché se no, ho fatto questo. Non avrebbe preso niente, eh? Solo fuori.